Aiuto! Salvatemi! Te porto in rio, te porto in acqua. Una vacanza rilassante e confortevole anche per le persone che hanno bisogni speciali. L'obiettivo è abbattere le barriere architettoniche anche sulla spiaggia, la prima in Veneto riservata ai disabili e ai loro accompagnatori. La struttura, che si chiama la Spiaggia di Nemo, ha il parcheggio fronte mare e 56 ombrelloni posti in ampie piazzole sull'arenile antistante l'ospedale di Jesolo. Potranno accedervi gratuitamente associazioni, centri diurni e turisti portatori di disabilità. Abbiamo attrezzato la spiaggia con il comune di Jesolo e la Jesolo Turismo, la spiaggia antistante l'ospedale, quindi un luogo sicuro, con la possibilità di parcheggiare qui direttamente fronte spiaggia, raggiungere la spiaggia attraverso un percorso attrezzato e senza barriere architettoniche, e lì in spiaggia troveranno del personale preparato che li seguirà durante la giornata. Per gli utenti sono a disposizione anche docce, servizi igienici e cabine accessibili anche in presenza di ausili per la mobilità. Per l'accesso alla spiaggia di Nemo è necessaria la registrazione online sul sito www.jesolospiagge.it. Lo si può fare non solo per i residenti della nostra URSS, ma per i residenti di tutta Italia e dall'estero. Quindi lo metteremo anche nella nostra app della medicina turistica, che è in 4 lingue, quindi è rivolta anche ai tedeschi, agli inglesi, a quelli di lingua russa, perché tutti potranno godere, il disabile, il diversamente abile e la sua famiglia, di una giornata gratis su un ombrellone attrezzato. Alla spiaggia si accederà dall'ingresso dell'ospedale, dove sarà necessario esibire un documento d'identità e la prenotazione dell'ombrellone. Il personale consegnerà una chiave per l'apertura della sbarra e del cancello per l'ingresso alla spiaggia attrezzata.